Inaugurati oggi i nuovi locali della unità operativa di riabilitazione all'ospedale di Agrigento, una targa installata al pronto soccorso in memoria di Selene Pagliarello, morta nella strage di Ravanusa. HNKT, potenziato il servizio verso le persone con grave disabilità. Al Gallo di Agrigento incontro con Filomena Lamberti, la donna ustionata con l'acido nel 2012 dal marito perché voleva divorziare. Azzurro Donna dedica un momento d'incontro sulla violenza domestica con la sua testimonianza. Interrogazione del deputato Lavardera di Sud Chiama Nord sulla situazione a Villa del Sole. Posa della prima pietra a Palma di Montechiaro per i lavori di ampliamento dell'asilo nido di via Brodolini. Al via al Seccagrande di Ribera un laboratorio scientifico per studiare i cambiamenti climatici su iniziativa del WWF grazie a un finanziamento del PNRR. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro TV a Notizie. Apriamo con notizie dedicate alla sanità. Inaugurati oggi i nuovi locali dell'unità operativa di recupero e di riabilitazione funzionale presso l'ospedale di Agrigento, situati al primo piano della Scala A. Presenti il commissario Zappia e il primario del reparto, dottor Fausto Crapanzano. E sempre oggi al reparto di pronto soccorso dell'ospedale è stata installata una targa in memoria di Selene Pagliarelli, vittima della strage di Ravanusa, alla presenza dei familiari. Noi abbiamo seguito l'evento. Parliamo di questa unità operativa complessa che oggi viene inaugurata. Di cosa si tratta e quale sarà il beneficio anche per la nostra città? Viene inaugurata un'unità operativa complessa che è storica e ha ben lavorato nel nostro ospedale. Il problema di questo ospedale e di tutti gli ospedali dove ho lavorato io è che quando cerchi delle stanze o quando cerchi una nuova riallocazione non la trovi mai. In merito al dottore Crapanzano e di tutto il gruppo che ha lavorato con lui è quello di martellare la direzione per poter convincere che ci sono delle cose che vanno premiate, che vanno valorizzate. Noi abbiamo un gruppo di fisiati, un gruppo di riabilitatori che sono di alto livello. Li abbiamo costretti a lavorare in maniera angusta. Ora, prima cosa, siamo riusciti a trovare gli ambienti per poter fare in modo che danno i risultati che ci aspettiamo. Il passo successivo è dotarli delle attrezzature. Lui ha già una lista, noi abbiamo la buona intenzione, quindi nella sostanza un brevissimo riassunto può dire questo. In questo ospedale, come in altri, ci sono degli ottimi professionisti, la direzione ha il compito e il dovere di metterli in condizione di lavorare bene. Prima cosa per lavorare bene sono gli ambienti, seconda cosa le attrezzature. Il know-how e le persone ce l'abbiamo e li ringraziamo per quello che hanno fatto finora. Per le attrezzature mancanti c'è anche quella della piscina che è un problema che... La piscina diventa un discorso un po' più complicato perché l'idrokinesiterapia è una particolare forma riabilitativa che magari vi dirà lui meglio di me e che si applica a determinate cose che necessita di ambienti che devono essere dotati anche di strutture un po' più complicate. È una cosa che si può fare, secondo me almeno una in provincia ci deve essere e forse ce n'è una nella zona di Sciacca che io sappia. Però abbiamo anche la zona delicata, quindi vorremmo... La piscina che c'è qua non può essere utilizzata? No, dobbiamo riattivarla per fare in modo che possa essere inserita in percorsi riabilitativi. Però assieme a questo ci sono delle apparecchiature da comprare, da mettere in uso. Quindi il primo passo l'abbiamo fatto, che è quello di oggi, adesso vediamo di continuare. Dottore Crapanzano, allora quanto è importante questa unità operativa complessa per la crescita del suo reparto? La crescita del reparto è importante, ma è altrettanto importante credo per la popolazione agrigentina, perché con il ripristino del reparto di riabilitazione abbiamo riaumentato all'originale capienza quello che è l'entità del numero di posti letto dei pazienti che è possibile ricoverare o prendere in carico di riabilitazione e ulteriormente abbiamo restituito buona parte della dignità ai pazienti ricoverati che, ricordiamo, essendo disabili necessitano di spazi, di adeguamenti strutturali e ambientali che quantomeno facciano pesare meno la loro disabilità a se stessi e a chi gli può stare intorno. E quindi è stata importante l'idea di poter ripristinare il reparto proprio per aumentare quella che è la capienza e la capacità di gestione di questi pazienti. Abbiamo adeguato i bagni alle necessità dei disabili, abbiamo creato un bagno
adeguato proprio per poter lavare i pazienti all'interno del reparto, in modo tale da riuscire banalmente a fare un bagno o una doccia a pazienti che sono ricoverati per tempi che ricordiamo non essere quasi mai di 4 giorni all'interno di un ambiente ospedaliero, ma che spesso rasentano o superano addirittura le mensilità. E quindi è necessario, quando è così, restituire quel minimo di dignità e di umanità che rende effettivamente una persona essere umano e non soltanto paziente. Le richieste sono numerose, ecco, che risposte dare? Ci sono lunghe liste di attesa? Ovviamente la problematica della lista d'attesa è una problematica che riguarda tutto quanto il sistema sanitario, perché la capacità di offerta non riesce mai a raggiungere la domanda e quindi va adeguata tanto la capacità di offerta quanto la effettiva risposta che si riesce a dare dal punto di vista pratico. È chiaro che anche noi facciamo la nostra parte, in questo caso aumentando la capienza dei posti letto, ma dal punto di vista pratico si dovrà gestire quella che è la domanda anche in termini di risorse umane, che sono la reale difficoltà dal punto di vista del sistema sanitario attuale. Al pronto soccorso una targa in ricordo e in memoria di un fatto di una persona specifica, dottore Zappieri. Abbiamo una collega che in quella tragedia di Ravanusa ha colpito tutti e lei ci ha perso la vita, poverina, ed era una di quelle persone appassionate, come ce ne sono altre che sono i suoi colleghi, che lavorano nonostante i disagi, nonostante il sovraccarico di lavoro nel pronto soccorso per dare una risposta a tutte le persone che hanno l'unico punto di approdo che è il pronto soccorso. Per fare quello ci vuole tanta passione, ci vuole tanto garbo, tanta competenza. La cosa bella che noi oggi facciamo assieme alla famiglia, che ringraziamo per questo, è di fare in modo che il ricordo di questa passione, di questa competenza, di questa gentilezza non siano finiti, perché noi siamo quello che riusciamo a lasciare a coloro che rimangono, e in questo caso della collega rimane il suo esempio. Questo per noi rappresenta un momento particolarmente importante. Scusate, mi ero promessa di non emozionarmi, ma è impossibile. Selene per noi, per me, per tutti, non è mai andata via. Selene vive con noi, Selene lavora con noi, Selene affronta il quotidiano con noi. Io la sento vicina sempre. Si sono anche loro uniti in questa nostra mission impossible, chiamiamola così. Glielo dovevamo perché siamo entrate in un periodo in cui sconoscevamo il nemico, lottavamo tutti assieme. Questi corridoi erano diventati ormai per noi famiglia, casa. È il distretto sociosanitario D3, di cui il comune di Canicattì è capofila, e il distretto sanitario di Canicattì, insieme per potenziare la gamma dei servizi in favore delle persone con disabilità grave, per avviare percorsi di autonomia anche in vista del dopo noi. Il lavoro dell'equipe si svolgerà in sinergia con i servizi sociali del comune di Canicattì, che ha pubblicato un bando per ricevere le richieste di intervento da parte delle persone con grave disabilità. E oggi un convegno all'Istituto Gallo di Agrigento sul contrasto ai femminicidi, presente Filomena Lamberti, ustionata con l'acido nel 2012 dal marito perché voleva divorziare. Dottoressa Tessone, ecco un interessante incontro oggi per delle testimonianze, una testimonianza forte, un'iniziativa organizzata dal vostro libero consorzio ma anche dal Gallo. Ecco, questo confronto con i ragazzi quanto è importante? Ma io credo che questi incontri e questi messaggi siano di fondamentale importanza nella misura in cui l'obiettivo è quello di prevenire situazioni di drammaticità che poi evolvono in quello che vediamo purtroppo quasi quotidianamente, e la nostra collettività, la nostra comunità in questi giorni è stata veramente toccata da episodi di grande violenza. Quindi il processo educativo chiaramente va inserito nel contesto scolastico ed è importante dare dei messaggi che da un lato si rivolgono ai ragazzi e li spingono al rispetto dell'altra persona e dall'altro lato si rivolgono alle ragazze per individuare il soggetto che può diventare pericoloso, che non è quel soggetto che le vuole loro bene, e bisogna cercare di dare gli strumenti anche educativi per potersi difendere.
Io credo che oggi le ragazze più che in passato hanno tutto il pieno diritto, la consapevolezza di volersi determinare, di volersi autodeterminare, di voler scegliere, di poter dire di no e di poter dare il giusto, le giuste scelte che ritengono appropriate ed opportune per se stesse, e quindi i processi di sradicamento vanno fatti proprio all'interno della scuola. Signora, oggi un incontro con i ragazzi del Gallo di Agrigento, ecco, un incontro importante che lei, darà la sua testimonianza, pronta anche a rispondere alle domande degli alunni. Ecco, quale messaggio forte lei lancia ai ragazzi? Il mio messaggio è quello di puntare su di loro, perché loro sono il nostro futuro. A me non piace dire educarli al sentimento, all'amore, no, perché fare in modo che loro possano costruire un futuro più amorevole, privo di violenza. Ecco, magari dopo alcuni anni come ricorda quell'esperienza? Quell'esperienza ha fatto di me una donna ancora più forte, e appunto io subito dall'anno successivo ho iniziato a portare la mia testimonianza in favore delle altre donne, in favore dei giovani, affinché non commettano in modo gli stessi errori che ho commesso io, iniziato dalla loro età. Purtroppo la piaga del femminicidio continua sempre ad aumentare, abbiamo visto anche quello che è successo con la Cecchettin, e quindi facciamo anche un appello non solo alle donne ma anche agli uomini. Ma l'appello deve arrivare principalmente a loro, perché purtroppo sono loro la mano assassina oppure la mano violenta. Fare in modo che anche loro, i maschi, se riconoscono in loro stesse qualche istinto violento, è bene che si rivolgano anche a associazioni, perché oggi in Italia ci sono anche associazioni per uomini maltrattanti. Se loro si accorgono che il loro istinto possa essere violento, farsi aiutare, perché sarà bene per loro anche non coprire, insomma, aiutare, cercare di non vergognarsi, la prima perfetto. cosa, perché quella poi diventa come una malattia. Allora se uno è malato si deve curare, giusto? È la stessa cosa per la violenza. L'Istituto Gallo oggi organizza insieme al Libero Consorzio Agrigento un incontro con Filomena Lamberti, una signora che ha avuto parecchio problematiche e che in merito al femminicidio, tutte queste vicende, si incontrerà i ragazzi del Gallo oggi ad Agrigento. Ecco, sarà un momento anche interessante perché i ragazzi potranno anche porre delle domande e confrontarsi su una tematica purtroppo sempre attuale. Sì, ecco, in realtà il nostro istituto, che è sempre aperto al territorio e vicino alle problematiche che in quest'ultimo periodo si verificano con grande frequenza, soprattutto nei confronti delle donne e nei confronti di quelli che sono ormai i rapporti di cui i ragazzi sono protagonisti. È un istituto che ha questo grande privilegio oggi di accogliere questa donna che darà questa testimonianza forte, questa donna che nel 2012 per la prima volta è stata vittima del marito che non accettava la separazione e che l'ha sfregiata. È sicuramente una testimonianza forte. I nostri ragazzi si confronteranno con qualcosa di reale e non soltanto vedendolo in TV o sentendone parlare. Certo. E questo è importante perché noi docenti abbiamo un ruolo fondamentale, che è quello di creare davvero la consapevolezza nei nostri studenti che loro non devono essere parte del problema ma devono essere una soluzione. Per cui ritengo che l'Istituto Gallo, anche nell'ottica dell'apertura
della vicinanza al territorio e ai nostri ragazzi, oggi davvero abbia raggiunto un grande risultato. Ringraziamo la dottoressa Testone che ha voluto fortemente questo incontro e speriamo che sia una giornata veramente formativa e che lasci un segno importante nei nostri ragazzi. Filomena Lamberti è stata ieri alla Biblioteca La Rocca e ha raccontato la sua drammatica esperienza di violenza domestica causata dal feroce attacco del marito che le ha versato l'acido sul corpo. Azzurra Donna Sicilia ha discusso sulla violenza domestica e sul femminicidio, il servizio. In una sala piena di donne e di uomini è stato presentato nel pomeriggio di ieri il libro Un'altra vita di Filomena Lamberti alla Biblioteca Comunale La Rocca di Agrigento, un evento organizzato dal coordinamento Azzurro Donna di Forza Italia che in Sicilia è guidato da Maria Antonietta Testone, presenti anche il sindaco di Agrigento, il presidente del Consiglio Civiltà, l'assessore Cantone, rappresentanti delle forze dell'ordine, associazione e tanti cittadini fra uomini e donne. L'incontro culturale, moderato dal giornalista Luigi Mula, ha previsto anche la partecipazione in collegamento di Katia Pollidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, coordinatrice provinciale di Forza Italia, Calogero Contino, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovane, ed Irene Sacheli, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Agrigento. Presente anche Stella Celentano, psicologa di Spazio Donna di Salerno, che ha accompagnato l'autrice con una riflessione sul tema. Toccante l'intervento di Filomena Lamberti, la donna originaria di Cava dei Tirreni, nel 2012 sfigurata con una bottiglia di acido dal marito dal quale voleva separarsi causandone gravissime lesioni al corpo. La violenza è avvenuta tra le mura domestiche dopo anni di maltrattamento. Azzurro Donna, il partito di Forza Italia, ha sottolineato Maria Antonietta Testone, ha ritenuto quindi di presentare il libro per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica della violenza domestica e del femminicidio. Presentata un'interrogazione parlamentare, primo firmatario l'onorevole Ismaele Lavaldera, Sud di Chiama Nord, a firma di ben 7 parlamentari su chiarimenti urgenti in merito al lavoro in corso per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico con demolizione dell'intero patrimonio arboreo della Villa del Sole di Agrigento, il servizio. Presentata un'interrogazione parlamentare, primo firmatario l'onorevole Ismaele Lavaldera di Sud di Chiama Nord, a firma di ben 7 parlamentari su chiarimenti urgenti in merito ai lavori in corso per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico con demolizione dell'intero patrimonio arboreo della Villa del Sole ad Agrigento, effettuati in assenza di alcuna autorizzazione paesaggistica al progetto appaltato dall'amministrazione comunale di Agrigento. Arriva quindi al Parlamento la distruzione e l'avvio di un cantiere per la costruzione di un fabbricato in piena zona Bigrappelli all'interno della Villa del Sole di Agrigento, senza che la sovrintendenza abbia rilasciato nessun nulla osta al progetto esecutivo mai pervenuto ai suoi uffici. Primo firmatario onorevole Ismaele Lavaldera, vicepresidente vicario della Commissione parlamentare regionale antimafia. L'onorevole Lavaldera e l'intero gruppo Sud di Chiama Nord vogliono vederci chiaro, dopo la nostra denuncia e le iniziative intraprese assieme a tantissime altre associazioni ambientaliste a tutela del territorio. Adesso il problema passa ai livelli superiori. Non siamo contro l'eventuale costruzione di una struttura che venga utilizzata come asilo e polo per l'infanzia. Avremmo fatto in modo di riammodernare gli asili della città, specie quelli addirittura chiusi per l'incuria di chi amministra e ha amministrato Agrigento da 40 anni. Ma Agrigento deve tornare a essere amministrata rispettando le regole con estrema trasparenza. Posa della prima pietra dei lavori di ampliamento dell'asilo nido comunale di via Brodolini, ex commissariato di Polizia di Stato a Palma di Montechiaro. Le interviste al sindaco di Palma Castellino e al vice sindaco Antonietta Lovasco. Un altro giorno importante per la città di Palma di Montechiaro, per la mia città che ho il privilegio e l'onore di rappresentare. La posa della prima pietra di un'altra opera finanziata dal PNRR. Siamo in un luogo simbolo che è l'asilo nido, ex commissariato del nostro villaggio Giordano. Perché è un luogo simbolo? L'abbiamo detto tante volte in questi anni, ma rappresenta davvero quel percorso che abbiamo intrapreso e che vogliamo portare avanti. Negli anni 80, anni 90 questa struttura fu costruita ed era destinata già ad asilo nido.
ma quel periodo storico così triste, del quale io dico sempre dobbiamo vergognarci, non lo dobbiamo mai dimenticare affinché non si ripeta, vi fu addirittura l'esigenza che, pur Palma non avendo il numero di abitanti necessario per avere il commissariato, visto la morte che c'era in quel periodo storico, non fu aperto mai come asilo nido, ma venne utilizzato come commissariato di Polizia di Stato. La commissione antimafia, che fu presente qui in quei giorni, disse che a Palma di Montechiaro il senso di umanità era sospeso al punto tale che un asilo nido venne trasformato in commissariato di Polizia di Stato. In questi anni abbiamo portato un percorso di legalità, di rispetto delle regole, di amore verso questa città, e questo ci è consentito, grazie al finanziamento all'epoca del Ministero dell'Interno, di riconvertire di nuovo questa struttura, perché il commissariato ha una struttura nuova, sempre a pochi passi da dove ci troviamo, ma costruita e dedicata per l'attività preziosissima delle forze dell'ordine. È stato riconvertito ad asilo nido, quindi la vita si riappropria del proprio spazio, finalmente a danno della morte, cioè si è invertito quel percorso nefasto degli anni 80 e degli anni 90. Oggi siamo qui a porre la prima pietra di un passaggio fondamentale, perché parliamo ancora di vita, perché i bambini di Palma, per fortuna, sono tanti, anche se non sono quel numero che vorremmo e speriamo possano aumentare, e quindi abbiamo la necessità che l'asilo nido venga ampliato. Grazie al lavoro preziosissimo dell'ufficio tecnico, dei miei assessori, dei miei collaboratori, e a sostegno sempre del Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone e di tutta la mia maggioranza, abbiamo ottenuto, questo è uno dei tanti finanziamenti del PNRR, questo finanziamento, e oggi posiamo la prima pietra di un percorso di vita in continuità con quanto fatto in questi anni. Siamo orgogliosi di servire Palma di Montechiaro, siamo orgogliosi di rappresentare questa città che è passata da essere additata ad esempio di morte e di inefficienza, è passata a essere presa a modello di sviluppo, di cambiamento, a un percorso nuovo di rinascimento che Palma sta portando avanti. Io ho solo il privilegio di essere il capitano di questa squadra, l'ambasciatore di questo messaggio, ma questi traguardi vanno condivisi con tutti. Tra pochi giorni inaugureremo un altro intervento sempre qui a Villaggio Giordano, ed è importante che si possa investire nel nostro Villaggio Giordano, perché è uno dei quartieri più popolosi che ha la città e che forse troppo spesso è rimasto ai margini dell'agenda politica. Invece in questi anni, piano piano, anche qui il percorso da fare è lunghissimo, sappiamo che tantissimo c'è da fare, però abbiamo iniziato e stiamo iniziando con investimenti che superano i 2 milioni di euro. Oggi motivo di orgoglio per il comune di Palma di Montechiaro, alla guida del sindaco Stefano Castellino, e come assessore alla pubblica istruzione è veramente un grande traguardo, soprattutto perché diamo risposte concrete a tutta la comunità, rispondendo anche a quelle che sono le esigenze delle famiglie, creando degli spazi nuovi e un servizio nuovo anche alla comunità, alle madri lavoratrici che hanno esigenze di andare anche a lavorare, di incrementare anche la natalità, e tutto questo sono risultati che si raggiungono quando si lavora in sinergia tra governo nazionale, comuni e anche gli impiegati che lavorano incessantemente nell'ambito dell'amministrazione. I corpi di 4 migranti, tra cui quello di una bambina, sono stati trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle a coordinare le operazioni che comportano anche la ricerca di posti liberi nei cimiteri agrigentini per procedere alle tumulazioni. È stata la prefettura di Agrigento. La piccola verrà seppellita oggi nel Camposanto di Favara. Il sindaco Palumbo, rispondendo alla richiesta della prefettura, è tornato a dare la sua disponibilità per la sepoltura, e lo stesso ha fatto il primo cittadino di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. A Palma verranno tumulate 2 salme, quella di una giovane donna e di un corpo non identificato. La quarta bara verrà invece trasferita fino a Messina, perché su richiesta dei familiari di quella che è stata un'ennesima vittima delle trasversate della Speranza verrà seppellita in un cimitero musulmano.
Sulle risorse idriche, sempre in diminuzione, che al momento stanno causando diversi tagli nella distribuzione ai cittadini, il governo Schifani approva l'aggiornamento del piano di gestione delle acque e il servizio. Sulle risorse idriche, sempre in netta diminuzione, che al momento stanno causando diversi tagli nella distribuzione ai cittadini in Sicilia e in particolare nella provincia di Agrigento, Trapani e Caltanissetta, il governo Schifani, su proposta del Presidente della Regione, ha approvato il secondo aggiornamento del piano di gestione delle acque del distretto idrografico siciliano per il periodo 21-27. Il documento è stato predisposto dall'autorità di bacino della Presidenza della Regione. Nello scorso mese di ottobre aveva già ottenuto il via libera dal Governo nazionale. Il piano di gestione, approvato la prima volta nel 2010, aggiornato nel 2016, è lo strumento con il quale si individuano le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi comunitari di qualità delle acque, sia superficiali che sotterranee, includendo le azioni da condurre per garantire una gestione sostenibile in termini quantitativi e qualitativi delle risorse idriche. Il documento è frutto di un lungo e accurato studio e di un'intensa attività condivisa con tutti i soggetti interessati alla gestione dell'acqua, nonché con tutti i portatori di interesse attraverso numerosi incontri fatti sul territorio promossi dall'autorità di bacino. Tra le misure più importanti da raggiungere gli obiettivi ci sono la riduzione degli scarichi civili e industriali, l'inquinamento in agricoltura da prodotti di fertilizzanti e fitosanitari, il recupero morfologico della qualità dei fiumi, l'uso razionale delle risorse, compreso il riutilizzo delle acque reflue, l'applicazione delle norme contro gli eventi siccitosi. I contenuti del piano dovranno essere attuati da tutti i soggetti competenti in materia di utilizzo delle risorse idriche. Il prossimo aggiornamento sarà previsto nel 2027. Per studiare granchi alieni, posidoni e cambiamenti climatici, la scienza approda a Seccagrande, Marina di Ribera, che nel 2024 diventerà un laboratorio scientifico grazie a un finanziamento del PNRR, il servizio. Per studiare i granchi alieni, posidoni e cambiamenti climatici, la scienza approda a Seccagrande, Marina di Ribera, in provincia di Agrigento, che nel 2024 diventerà laboratorio scientifico. A dare la notizia è stato lo stesso presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, che da più anni ha osservato diverse anomalie biomorfologiche che adesso hanno trovato riscontro. Un'equipe del progetto di studi sulla specie aliene nel Mediterraneo del Centro Nazionale della Biodiversità sul finanziamento PNRR se ne occuperà a partire da gennaio. A tale scopo si è già svolta una ricognizione proprio a Seccagrande di Ribera, dove il presidente Mazzotta, accompagnato dal responsabile scientifico del settore mare del WWF, Domenico Macaluso, si è incontrato con due ricercatori, il francese dottor Marchessault, che si appoggia all'Università di Palermo, e il dottor Manuel Berlino della stazione zoologica Dorme di Palermo. È stata osservata la presenza del granchio corridore atlantico, la contemporanea diminuzione della presenza di Posidone oceanica, con variazione di flussi di corrente all'interno dello specchio d'acqua racchiuso dalla barriera artificiale risalente agli anni 70. Tale fenomeno sarà studiato con diverse azioni, rilevamenti specifici, l'ausilio di squadre subacquee e analisi di laboratorio, catture, misurazioni e rilevi metrici e fotografici in un'area che si presta in modo ideale allo studio delle possibili interazioni trofiche con la vegetazione marina. La spiaggia di Ribera per alcuni mesi sarà luogo di scienza e notorietà, non solo quindi arance, ma anche studi scientifici legati all'adattamento alle tolleranze che il cambiamento climatico sta imponendo al pianeta. È proprio il dottor Macaluso a sottolineare come già sia stato effettuato uno studio per conto del Dipartimento di Biologia Marina dell'Università di Napoli per proseguire una mappatura dei banchi di Posidone oceanica della Sicilia sud-occidentale. Lo stesso fa notare di aver osservato anomalie nelle praterie di Portopalo, a Menfi, incontrato a Lumia Sciacca, a Capobianco Eraclea Minoa, a Torre Salsa Siculiana. L'auspicio quindi è che la scienza aiuti a comprendere gli effetti per costruire soluzioni da sottoporre ai governi del mondo, ai quali va la responsabilità di costruire processi politici che si traducano in resilienza infrastrutturale e sociale. Linea alla regia per gli spot pubblicitari.
La Giunta Comunale dell'Isola di Favignana ha approvato il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, cosiddetto PUDME, per il sindaco dell'Isola Forgione, uno strumento importante per la tutela delle coste. Care concittadine e cari concittadini, la Giunta Municipale ha approvato, dopo anni ed anni di attesa, davvero tanti, il piano di utilizzo del demanio marittimo. Si tratta di uno strumento di programmazione che invieremo all'assessorato regionale all'ambiente e al territorio per avviare l'iter conclusivo di approvazione che spetterà alla fine al Consiglio Comunale. È uno strumento importante a tutela dell'ambiente, del territorio, del mare, delle nostre 3 isole, e proprio a salvaguardia di questi beni noi abbiamo inserito una proposta e una norma in controtendenza con la legge regionale. La legge regionale prevede la concessione demaniale ogni 25 metri. Noi abbiamo proposto e chiesto che ciò nelle nostre isole non avvenga per una distanza inferiore a 100 metri. Questo per evitare di trasformare in un unico lido che impedisce la visibilità e la vivibilità del mare lungo le nostre coste. Crediamo di aver fatto un buon lavoro con uno strumento di programmazione che lasciamo al futuro delle nostre isole per regolamentare anche le legittime attività economiche e imprenditoriali nel rispetto e in coerenza con la tutela dell'ambiente, delle coste e del mare. E sul delitto di Partinico del giovane ucciso in discoteca sentiamo ora un'intervista al sindaco Rao, una società che non cresce, l'istituzione famiglia che non ce la fa più. Non è un episodio relegato soltanto alla città di Partinico. Giro la Sicilia e mi accorgo che è un po' qualcosa che riguarda tutta la società. È un problema di tutti. È successo a Terrasini, è successo a Balestrate, oggi succede a Partinico. Voglio sperare che non succeda a Borgetto, a Castellammare o in un altro paese. Abbiamo la necessità di fermarci e di fare una riflessione profonda, e ognuno di noi deve fare un minimo di sacrificio per la vita. Le agenzie educative, la scuola, la famiglia, i gestori delle discoteche, i sindaci, dobbiamo metterci insieme e trovare delle soluzioni che ci consentono di stare un poco più tranquilli. Ai miei tempi c'era un'istituzione seria che affrontava, e lo voglio dire in gergo siciliano, ai più tesoligge la gezzava, che era l'istituzione servizio di leva. Sì, si dice che entravano ragazzi a fare il servizio di leva e uscivano uomini, perché c'era il rispetto delle regole, il rispetto per i commilitoni, il rispetto dello stare insieme, che è fatto di tante piccole cose. Oggi purtroppo questo non c'è più. Ad aggravare la situazione c'è questo uso esagerato, spropositato e molto diffuso di alcol e di droghe, di stupefacenti. Quando questo mix si compone diventa una miscela esplosiva e quindi non si capisce più qual è il limite. Quello che è successo al povero Francesco, perché chi lo ha visto a terra svenuto ha continuato a dare calci. Vuol dire che non si sono neanche resi conto della gravità. Dobbiamo fermarci. L'istituzione famiglia che non funziona più, i ragazzi che non sanno più la soglia di distinzione fra il pianeta social e la vita reale, gli sembra tutto un social. I social sicuramente non aiutano, anzi peggiorano. Poi c'è un problema familiare, non me ne voglia nessuno, ma i genitori molto spesso pensano di risolvere il problema educativo accontentando il figlio. Di che cosa hai bisogno? Qua ci sono i soldi, vattela a comprare, diventa la via breve. E invece non è così. E soprattutto non possiamo pensare come genitori che le disgrazie succedono sempre agli altri. Domani potrebbe succedere a noi. Il problema è serio. La scuola fa la propria parte, ma molto spesso la scuola è ostacolata dai genitori troppo permissivi, dove danno per scontato
che quello che dice il figlio è Bibbia, e quindi arrivano a scuola e sono pronti alla denuncia contro gli insegnanti, per cui gli insegnanti sono veramente in grandi difficoltà. Da bambino che sono cresciuto a pani e ceffoni e non ho avuto traumi psicologici, però sapevamo qual era il punto di vista, e quando andavo con mio padre alla riunione con gli insegnanti, mio padre partiva da un presupposto che io comunque avevo ragione, avevo torto, avevo sempre torto, e su quello si costruiva tutto il resto. Oggi è al contrario, per cui anche gli insegnanti hanno grande difficoltà. La marcia di venerdì vuole essere uno stimolo nei confronti dei genitori a fare una riflessione. Dobbiamo essere capaci di saper dire no e dobbiamo essere capaci di controllare i nostri ragazzi. Non basta dargli 50 euro e toglierci il problema, perché poi non devono lamentarsi, perché le cose non succedono mai per caso. Ormai le canne sono come l'acqua distillata, ci sono ben più cose molto più sostanziose. Rimango sconvolto quando un genitore dice a un ispettore di polizia ma lei di che cosa si scandalizza? Ma oggi tutti se le fanno le canne, perché lei non se l'è fatto. Lei capisce che di fronte a una dichiarazione di questo tipo, come si suol dire, cadono le braccia, viene disorientato, non sa come rispondere. Un genitore ha la responsabilità di dire: mio figlio ha sbagliato, può succedere, deve pagare, gli deve servire da esempio e soprattutto se ne deve ricordare. Venerdì l'appuntamento è rivolto a tutti, anche agli altri colleghi sindaci del comprensorio e non solamente. Ho invitato tutti i sindaci dell'area del Golfo di Castellammare. Non è una manifestazione contro qualcuno, non è una passerella politica dove ognuno dovrà dire la sua, è un momento per fermarsi, per riflettere e soprattutto per far capire qual è il valore della vita. Faremo una fiaccolata in silenzio, ci fermeremo, ci sarà il mio intervento, l'intervento di un rappresentante della Chiesa, ci sarà una testimonianza di un genitore che ha già perso un figlio in circostanze simili, ci sarà un intervento di un uomo delle istituzioni, delle forze dell'ordine, che in qualche modo ci darà il suo punto di vista e ci fermiamo lì. Non è una passerella politica, è un momento per dire: fermiamoci, vediamo cosa dobbiamo fare. Ci fermeremo un attimo con tutti i sindaci, perché è necessario che insieme si avvii un protocollo che sia unanime, che vada per un'intera area, perché è inutile che io faccio un'ordinanza di divieto, di asporto di sostanze alcoliche e poi si spostano da Partinico, vanno a Borgetto, vanno a Trappeto, a Terrasini e possono fare il rifornimento. Se l'azione è congiunta il risultato lo porta, se la fa soltanto Partinico diventa solo un fatto pubblicitario. E non è questo l'obiettivo nostro. È presentato a Villa Magnisi a Palermo il libro di Emanuel Exitu, Di cosa è fatta la speranza, un romanzo che ripercorre la storia di Cecil Saunders, la donna che ha inventato le cure palliative e innovato la terapia del dolore. La corrispondenza da Palermo. È stato presentato a Villa Magnisi a Palermo, presso la sede dell'Ordine dei Medici, il libro di Emanuel Exitu, Di che cosa è fatta la speranza, romanzo che ripercorre la storia di Cecily Saunders, una donna dalla caparbietà visionaria che ha inventato le cure palliative e innovato la terapia del dolore con ricerche e procedure rivoluzionarie tuttora considerate dall'OMS il gold standard nel migliorare la qualità della vita dei malati terminali. L'interesse per Cecily nasce da un incontro casuale, perché io cercavo una risposta a tutte quelle domande che si affollano in questo momento del fine vita, ed entrando in libreria trovavo libri che raccontavano la storia soltanto da un certo punto di vista del fine vita, ma non davano una speranza, e quindi non c'era la voce dei malati. E invece ho incontrato il libro che raccoglie i suoi discorsi e mi ha molto colpito come un medico avesse la capacità di poter prendersi cura delle persone che la medicina al tempo ufficiale abbandonava. Qual è l'importanza oggi di una figura come quella di Cecily Saunders? Beh, direi che è fondamentale, non solo perché è la madre, una volta ogni tanto diciamo la madre, non usiamo il padre, delle cure palliative, ma soprattutto è stato esempio
di come le cure palliative non nascono come unica cura direzionale, ma è quello che si prende cura a 360 gradi dell'essere umano, che in quel momento è un essere fragile, un essere con una malattia e nella maggior parte dei casi una malattia che va verso la fase finale della propria vita. Mai soli, ma in equipe. È questo il messaggio più importante che la Saunders ci ha lasciato a distanza di tanti anni dalla nascita delle cure palliative. Cosa resta dell'opera, del lavoro di Saunders nei moderni hospice e nelle cure palliative attuali? Beh, resta tutto, chiaramente ci si modernizza con gli strumenti, ci si modernizza con quelle che sono le nuove scoperte, con quelle che sono i nuovi farmaci, ma quello che è il fondamento rimane ancora oggi a distanza appunto di tanti anni. Il ponte sullo stretto non convince, questo è il parere della CGIL, serve ben altro. La corrispondenza da Messina. Per la CISL bisogna fare presto, è stato mandato un messaggio al sindaco Basile, presto rispetto all'apertura per il governo imminente dei cantieri del ponte sullo stretto e la città dovrebbe trarre beneficio nel settore dell'occupazione. La CGIL invece continua ad avere un'altra visione rispetto a quest'opera. Beh, la CGIL non da adesso, ma da almeno 40 anni si è espressa contrariamente alla realizzazione del ponte, entrando nel merito della discussione. Noi siamo contrari al ponte perché non crea reale sviluppo per la nostra città e per la nostra regione. Pure ieri sui quotidiani nazionali citavano degli studi anche costi-benefici dove in cui il ponte ovviamente è un'opera che non porta beneficio rispetto ai soldi che stanno mettendo per la sua costruzione, mentre in Sicilia ha il primato nazionale delle opere incompiute e Messina tra queste ha il primato regionale e nazionale delle opere incompiute, dove abbiamo speso quasi 400 milioni di euro per opere che servivano come esempio alloggi popolari. A Messina ancora sono fermi circa 250 alloggi popolari dello IACP e non sono stati completati. C'è la rete fognaria in alcuni piccoli comuni, dissesto idrogeologico e mancherebbero circa 300 milioni di euro per completare queste opere che avrebbero un impatto immediato sulla vita reale delle persone, le condizioni di vita e di lavoro. Noi chiediamo che questi soldi debbano essere spesi per fare gli ospedali perché a Messina è la provincia che ha una sanità veramente al collasso. Il policlinico, il pronto soccorso è chiuso da quasi 3 anni, da più di 3 anni perché i lavori non vengono completati. L'ospedale di Barcellona è chiuso, l'ospedale di Milazzo non ce la fa, l'ospedale di Santa Agata di Militello si privatizza, vogliono chiudere anche la cardiochirurgia pediatrica di Taormina che è un punto di eccellenza per la nostra regione e non solo, e mentre loro pensano al ponte. In tutto ciò non ci siamo accorti durante le feste di Natale, perché eravamo tutti impegnati a partecipare ai concerti, a visionare le luci della città, che nella finanziaria regionale per la città di Messina non è arrivato un solo euro e in tutto ciò l'amministrazione è silente. Noi chiediamo all'amministrazione anche un incontro per verificare quali sono i progetti che l'amministrazione sta mettendo in campo sul PNRR, i progetti che l'amministrazione mette in campo sui fondi europei ed extra regionale, quindi anche fondi nazionali. Noi chiediamo anche all'amministrazione cosa sta facendo sul welfare, perché quello di cui non si parla più è il disagio sociale che vive la città, che non è soltanto la questione abitativa dove ci sono centinaia di famiglie che non hanno gli alloggi, ma si parla delle persone non autosufficienti, dei disabili, delle persone che hanno delle difficoltà, delle famiglie che hanno i disabili che non sanno dove sbattere la testa. Noi crediamo che questi fondi debbano essere investiti per migliorare la qualità della vita delle persone. Per questo noi siamo contrari al ponte, non per una posizione ideologica, ma anche lo studio che cita il ministro Salvini di Open Economics parla di circa 30.000 posti di lavoro. Il ministro è partito da 140.000 a 100.000 posti di lavoro a 40.000, ma per la Sicilia sono previsti soltanto 3.000 posti di lavoro, mentre in Lombardia sono previsti 9.600 posti di lavoro. Quindi noi crediamo che questo ponte alla fine a Messina non produrrà niente, perché se noi da un lato mettiamo 3.000 posti di lavoro per la costruzione del ponte per la Sicilia, dall'altro invece abbiamo tutti i lavoratori dell'indotto del sistema portuale che rischiano di perdere il posto di lavoro. Quindi facciamo il gioco delle 3 carte. Un incontro si è svolto in prefettura a Trapani per un collegamento tra le 2 statali ad Alcamo. La corrispondenza da Trapani.
subappaltatori, subcontraenti e tutte le ditte della filiera. In più vi è la possibilità anche di fare degli accessi in corso d'opera e quindi di garantire il monitoraggio dell'esecuzione in tutte le sue fasi. Questo protocollo vede anche la partecipazione dell'affidatario che è stato individuato dall'ente abilitatario che è ANAS e che a sua volta aderisce al protocollo impegnandosi a operare per come richiesto, segnalando alle forze dell'ordine tempestivamente anche eventuali pressioni. Quindi noi crediamo in questo strumento di legalità. Porre una particolare attenzione all'aspetto della legalità dell'opera che sarà realizzata da ANAS e chiaramente l'attività è quella di innalzare il livello di attenzione onde evitare che ci possano essere delle ingerenze da parte della criminalità in genere, a qualsiasi titolo, che possano andare a inficiare sull'esecuzione dei lavori. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.